esponente di questa fase costituente, che è Giulio Cherchi, a cui chiederei, rispetto al tema della sovranità, anche di fare un accenno magari all'importanza di una politica di sovranità sui trasporti, anche sulla fiscalità principalmente, quanto il rapporto alla sovranità sia importante. Salve a tutti. La fiscalità, la sovranità sono quasi sinonimi. Pensando alla fiscalità si presta allo Stato, quindi alla sovranità, perché comunque con le entrate si ha sovranità, decisione, potere sui trasporti, sulla sanità, sull'istruzione, tutto ciò che serve. Quindi dipende tutto dalla fiscalità. Quindi la sovranità parte da lì, parte dal controllo, di un controllo, la possibilità, il potere di poter controllare tramite la fiscalità, di potersi gestire. Ma sul discorso fatto prima, sul fatto di concordare con l'Italia anziché ricorrere in corte, eccetera, io ho un po' dura, perché tutti gli accordi fatti fino ad oggi, la Sardegna non ha mai ricorso alla Corte Costituzionale, nonostante sia uno degli articoli da 51 dello Statuto, in cui consente alla Sardegna ogni qualvolta che l'Italia è in mani delle leggi finanziarie, economiche, eccetera, che la Sardegna ritiene dannose per la propria economia, può ricorrere. La Sardegna non ha mai ricorso. Allora, due sono le cose: o non c'è mai stato bisogno, oppure si è rinunciato. Per me è la seconda, si è sempre rinunciato. Si è rinunciato ogni volta a determinare un diritto. Esempi ce ne sono tantissimi. L'ultimo è di pochi giorni fa, in cui è stato chiesto un parere preventivo all'ex presidente della Corte Costituzionale, Leonida. È stato chiesto se per lui era valida il ricorso per la vertenza entrate, cioè la finanziaria italiana non conteneva la cifra da renderci sulla vertenza, esatto. Ma era nel totale, ha detto lui. Questa è una battuta di Totò, sta tutto nel totale. E no, nel totale c'è la suddivisione per le regioni per il mantenimento e il finanziamento delle spese amministrative. La spesa nostra invece non è una spesa, è un rimborso, è un qualcosa che già ci è stato tolto. Quindi il ricorso non è un atto dovuto, è un atto dovuto ai sardi. Noi non dobbiamo rinunciare, qui si rinuncia sempre, ogni volta, come si è rinunciato a ricorrere alla Corte Costituzionale, anche quando l'Italia ha fatto una finanziaria in cui non era contenuto il rimborso della vertenza entrate. In quel momento in cui è stata votata la finanziaria è diventata a tutti gli effetti una legge. Quindi è una legge che però non ci ha danneggiato, non essendo contenuto il rimborso. Non solo, ma l'Italia l'anno dopo addirittura ha dato la colpa alla regione di non aver inserito la regione nella sua finanziaria come voleva che venissero resi questi soldi, monetine, non lo so cosa intendevano dire, però ha dato colpa alla regione di questo. Quindi hanno addirittura capovolto questo. Ma i capovolgimenti ci sono stati di continuo. Il capovolgimento c'è stato ad esempio durante la vertenza entrate stesse, in cui si sono accumulati in 12 anni circa 10 miliardi di debito certificato, e all'epoca c'era un certo Berlusconi, e solo andò e pretese 10 miliardi, andò lì e portò 10 miliardi sul tavolo. Poi arrivò invece Prodi e diventarono magicamente 5 miliardi. A parte che secondo me non aveva nessun potere, solo di poter contrattare i soldi pagati dai stati per avere dei servizi, cioè sono soldi dei stati, quindi non sono soldi che lui aveva il potere di poter contrattare come fossero suoi direttamente, non doveva e non poteva contrattarli. E secondo me potrebbe già essere annullata ancora voci quello, perché quella era una decisione che non poteva essere presa, non in quella sede né in altre sedi, non doveva essere proprio presa. Successivamente concordarono comunque le rese, eccetera. Ma quello che poi era successo in tutta questo marasma dentro il sistema della riscossione delle tasse in Sardegna, che fa lo Stato centrale, cioè le agenzie dello Stato centrale riscuotono le nostre tasse,
e dopo un breve periodo di verifica dovrebbero rendercene nelle nostre partecipazioni, 7 decimi di IRPEF, eccetera. Questa parte che succede sempre dopo 2 o 3 anni, e sono 2 o 3 anni di cifre ingenti, parliamo di miliardi, e non per questo sono interessi che non abbiamo immediatamente in mano, sono soldi che comunque non ci costringe a dover ricorrere al debito e quindi agli interessi, perché non abbiamo immediatamente i nostri soldi. Ma tutto questo che è successo, quindi 12 anni dove stava la classe politica, che non si accorta di magari 10 miliardi di euro, una cifra enorme, se soltanto la tassa Iobia richiede 600 milioni, cioè stiamo parlando di una cifra enorme per le nostre finanze. Ma è successo anche, ad esempio, per tutte le cose strane che succedevano lì dentro questo meccanismo, che mentre l'Italia doveva renderci i 7 decimi di IRPEF, ad esempio, cioè significa che fatto 100 il reddito IRPEF che pagavano i sardi, e si facevano 2 mucchietti, 70 erano per la Sardegna e 30 erano per l'Italia. Nell'accredito IRPEF, cioè quello quando i sardi pagavano IRPEF in eccesso, e quello succede a chiunque abbia le trattenute, poi fa la dichiarazione realizzata, fare delle detrazioni semplificate, quindi vai a credito. Questi soldi ovviamente andavano restituiti nella stessa maniera, quindi dal mucchietto della Sardegna toglieva 7, si è fatto 10 la resa dell'IRPEF, toglieva 7 dal mucchietto della Sardegna e 3 dal mucchietto dell'Italia e li restituiva ai sardi. Siccome i sardi però in questo lasso di tempo, questi 12 anni, non ricevevano i 7 decimi, ricevevano i 4 decimi, quindi il mucchietto era 40 la Sardegna e 60 l'Italia. Magicamente negli stessi anni, in questo strano meccanismo, poi dopo, ci si ricordava nello stesso momento in cui si contabilizzava che erano 7 però i decimi dei sardi, quindi non soltanto che ho messo un mucchietto da 40 e non da 70, ma ti prendo 7 da quel 40 e 3 da quello da 70 dell'Italia, quindi l'Italia si trova un mucchietto da 53, noi ci siamo trovati con un mucchietto da 33. Sono meccanismi che comunque sono successi, questi sono documenti presi direttamente nella regione, nel sito della regione, quindi stanno là, non è che me lo sto inventando, è successo questo. È successo che appunto non contenendo, esistendo una finanziaria, l'anno dopo l'accordo, un accordo appunto non per me non valido, eccetera, una finanziaria che è stata votata, è diventata legge, poteva essere tranquillamente cassata. Gli accordi non ce ne sono, non ci possono essere accordi su questa cosa. Io ti sto dicendo che tu mi stai danneggiando. In questo caso io non vado a fare un accordo con te, io con te non faccio nessun accordo, io rivoglio i miei soldi, perché questi sono i soldi dei miei cittadini, sono i soldi dei sardi, che ci servono e quanto ci servono questi soldi. Nessuna rivendicazione, non facciamo come quando si diceva durante la famosa manifestazione del 2005 a Roma. Qualcuno disse, ecco, quella che prima era una rivendicazione degli indipendentisti, oggi è l'affermazione di un popolo. Cioè, se lo dicevamo noi, era una rivendicazione. Andare lì, mentre invece rivendicarli, perché si è parlato dei morti, dei nostri morti durante le guerre, eccetera, a me sembra più quella una rivendicazione, lì mentre invece diventava qualcosa di nobile. Sono questi meccanismi che non vanno bene e ricorrono in continuazione, perché esempi del genere ce ne sono tantissimi. Allora, se l'ex Presidente della Corte Costituzionale mi viene e mi dice sta nel totale, per questo non dobbiamo ricorrere, perché comunque nel totale c'è. No, in quel totale non mi interessa, a parte che i totali dell'Italia non ci riguardano mai, perché i totali, se c'era pure i fondi PAS, erano totali, e noi non ci siamo entrati. I fondi PAC lo stesso, sono totali, ma noi raramente riusciamo a entrare in quel totale. Quindi, e questi erano comunque soldi che dovevano essere resi, non soldi che facevano partecipare tutte le regioni italiane. Quelli erano soldi nostri e dovevano essere indicati a parte. Per questo è giusto ricorrere. Era giusto ricorrere quando appunto sono successe queste cose, era giusto ricorrere anche in altri casi che vedremo dopo. Ma io dico, lo statuto recita esattamente questo, che la Sardegna, la regione, può far riscuotere i propri tributi, non tributi propri, che sono due cose differenti, i propri tributi alle casse centrali dello Stato.
Quindi può, non deve, non significa deve, e non capisco perché non si è mai cercato quantomeno di farlo, anche perché nel sistema istituzionale italiano, i precedenti, giuridico italiano, i precedenti sono molto importanti. E il precedente dice che la Sicilia, dal 75, tramite il DPR del Presidente della Repubblica, ha avuto l'autorizzazione alla riscossione completa delle tasse, tramite i propri organi, eccetera. Addirittura gli viene concessa l'utilizzo delle agenzie periferiche dello Stato, cioè della finanza, a proprio piacimento per svolgere appunto questo compito, eccetera. A noi sarebbe bastato scriverlo, visto che c'è anche un precedente, scriverlo nella finanziaria successiva, la prima finanziaria, scrivere che le riscossioni le avremmo effettuate noi, perché quelli sono soldi che comunque abbiamo immediatamente disponibili, sono soldi che comunque ci consentono non soltanto di averli disponibili e quindi di non dover correre ai debiti, eccetera. Non ci scordiamo, dal 2001 al 2004 e qualcosa, si partì da un debito di 370 milioni, si arrivò poco oltre il 2004 a circa 3 miliardi e 7 di debito. Si rasentava quindi il livello di interesse in cui si supera la capacità di resa. La capacità di resa è quella della cifra che ti rimane dopo aver assorto le spese ordinarie dei beni essenziali. E si stava superando, ma soltanto per gli interessi, non tanto per quanto riguarda il capitale. Il capitale stava diventando un debito perenne, e lì solo, bisogna ammetterlo, ha avuto un ottimo lavoro svolto in questo campo, riducendo le spese, riuscendo a rientrare quindi nelle quote capitali, negli interessi, eccetera.